Orrore nella notte a Oliena. Un giovane ha ucciso a calci il cane di famiglia nel giardino di casa. Una furia brutale che ha sconvolto l'intera comunità del Nuorese proprio nelle scorse ore. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Se credi che la violenza sugli animali vada sempre condannata, sostieni il canale con un like e iscriviti per non perdere le notizie che porto giornalmente. L'episodio è venuto nel cuore della notte a Oliena, in provincia di Nuoro. A lanciare l'allarme in preda al panico è stato il fratello minorenne dell'aggressore che ha assistito alla scena insieme alla sorella maggiore da una finestra dell'abitazione. I due ragazzi, sotto shock, hanno immediatamente contattato i carabinieri della stazione di Oliena. Che cosa ha spinto il giovane a un gesto così estremo, ti chiederai? Mentre i carabinieri della compagnia di Nuoro cercavano di costruire il movente, sul posto è intervenuto d'urgenza un veterinario dell'ASL. Purtroppo, per l'animale non c'è stato nulla da fare. Il medico ha potuto solo constatare il decesso causato dalle gravissime lesioni interne riportate durante il pestaggio. Il responsabile è stato denunciato in stato di libertà per i reati previsti dalla legge 189 del 2004, che punisce severamente il maltrattamento e l'uccisione di animali. Questo episodio di violenza gratuita ha lasciato Oliena in un clima di profonda tristezza, riaccendendo il dibattito sulla sicurezza e la crudeltà contro gli animali indifesi in territorio sardo. Le indagini dei carabinieri di Oliena proseguono per chiarire ogni dettaglio di questa tragica notte. Di fronte a una tragedia simile, credi che le leggi attuali contro il maltrattamento animale siano abbastanza severe? Curioso di sapere cosa ne pensi. Infine, ti chiedo un like e iscriviti per rimanere informato. Ti ringrazio di cuore per l'attenzione che dedichi ai fatti della nostra terra. Il tuo supporto aiuta questo canale a dare voce a ciò che accade nell'isola. Un caro saluto e stammi bene.